I professionisti sono la faccia autentica, forse la colonna dorsale del paese, coloro che il paese lo vivono tutti i giorni, coloro che assistono le imprese, coloro che tutelano i cittadini nelle aule di giustizia, coloro che hanno un ruolo nell'ambiente, nella tutela e assistenza sul profilo sanitario. Insomma, i professionisti sono quell'anima del paese che deve essere ascoltata, soprattutto nei processi legislativi, perché sarebbe incomprensibile che nel dettare le regole, ebbene, non si desse ascolto a coloro che tutti i giorni sono chiamati a farle rispettare e a permettere alla società di vivere più velocemente. I professionisti sono coloro che hanno studiato, coloro che hanno affinato le proprie competenze, coloro che con il loro sacrificio hanno messo a disposizione il loro bagaglio di esperienze per rendere il paese migliore. I professionisti, posso dirlo, sono l'opposto del modello dell'assistenzialismo, cioè di quelli che vivono sulle spalle di un mondo che deve pagargli l'assegno mensile, ma poi di fatto a loro non è chiesto nulla. Insomma, tutto questo mondo ha bisogno di trovare la sua piena collocazione. Oggi ce l'ha nella società, nell'Italia che produce, oggi ha bisogno di trovare ascolto nelle istituzioni, un tavolo nazionale per rendere le regole applicabili, rendere i processi accessibili, rendere la burocrazia non più la macchina infernale che strozza, ma lo strumento per riuscire a far andare meglio le cose. Insomma, i professionisti hanno il diritto e noi abbiamo il dovere di ascoltarli, loro il diritto di parola, noi di ascolto, noi di capire. E credo che la politica questa sfida la dovrà raccogliere, la deve raccogliere. Alcuni passaggi ci sono già stati, la presentazione per esempio della legge sull'equo compenso, poi di fatto bocciata dal Parlamento, si tornerà a lavorarci con l'inizio della legislatura, ma anche i passaggi che sono forse più che altro simbolici di assistenza, di welfare nei confronti dei professionisti che sono sprovvisti di tutte le altre garanzie che spettano agli altri operatori nel mondo del lavoro. Penso per esempio al diritto all'estensione dei termini per coloro che si trovano in malattia, una conquista importante di Fratelli d'Italia, così come sotto Covid il diritto all'estensione dei termini quando si era malati di Covid, per non far pagare ai professionisti il prezzo dell'inadempienza di un paese eccessivamente affondato nella burocrazia. Una grande sfida per rifare rinascere il paese, perché il professionista è il mondo del lavoro, è il canale di comunicazione fra il cittadino e la società. E allora la società merita di essere portata sul palmo di mano, non colpita e penalizzata.